Abbiamo già dato ieri in giunta un incarico a uno studio internazionale per fare ovviamente battaglia e non accettiamo quello che sta accadendo. La più grande denominazione del mondo deve essere tutelata e l'Europa deve essere lì a tutelare noi, non il Prosecco. Se Roma non tutelerà il Prosecco, lo farà la Regione Veneto. Da Conegliano, cuore della DOCG, il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia l'azione legale intrapresa dalla sua amministrazione contro il primo via libera dell'Unione Europea al Prosek croato. La UE ha autorizzato la pubblicazione in Gazzetta della domanda di protezione della menzione tradizionale Prosek. Il caso oggi è arrivato in Senato con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, chiamato a spiegare come sia stato possibile che i croati sferrassero un attacco frontale contro la denominazione di origine controllata Prosecco. Per me è una situazione immonda, cioè inverosimile, inaccettabile, ma lo spiego anche tecnicamente. Allora, se nel 2009 il sottoscritto da ministro ha fatto un decreto e d'accordo con l'Europa è stato riconosciuta la riserva del nome. Cosa vuol dire? Nome Prosecco, la parola Prosecco, uso esclusivo nostro. Quindi nessuno al mondo può imbottigliare del vino e chiamarlo Prosecco se non è di queste zone. Nel 2019, sempre grazie alla mia azione, patrimonio dell'umanità, le colline del Prosecco, quindi ancora una volta. Adesso l'Europa rischia di farci accettare la parola Prosecco come novità da tutelare. Non esiste. Nell'informativa al Senato il ministro si è detto intenzionato a dare battaglia per difendere una delle più importanti ed esclusive eccellenze del paese, ma per Zaia l'iniziativa dei croati doveva essere stroncata ben prima. I dossier si fermano prima, cioè quando tu sei lì a rappresentare un territorio che ha la più grande denominazione al mondo, che è quella del Prosecco, vi ricordo che lo champagne fa 450 milioni di bottiglie e noi ne facciamo 600 milioni, e quando senti che c'è qualcuno che sta mettendo in dubbio sta roba, devi subito sguinzagliare i tuoi e bloccare l'operazione. Qui ho visto che inspiegabilmente o spiegabilmente ormai le carte sono arrivate nelle scrivanie importanti dell'Europa e questo non doveva accadere. Comunque non guardiamo indietro, guardiamo avanti, va fermata sta roba.